Dimenticare in fretta la batosta rimediata domenica a Campo San Piero e rituffarsi in coppa per conquistare uno dei due obiettivi della stagione mai nascosti in casa, FC Bassano 1903. Certo, non sarà facile perché di fronte ai giallorossi domani troveranno il Carmenta, la formazione di Carmignano di Brenta, che arriverà al Mercante con il coltello tra i denti. Gara secca, si decide tutto in una notte, i ragazzi di Mister Maino lo sanno benissimo. Una gara importantissima per noi sappiamo a quanto puntiamo alla Coppa. La Coppa ti dà la possibilità di fare il salto di categoria vincendola e quindi è una sfida importantissima. Oltre che con l'avversario, i bassanesi dovranno fare i conti anche con l'infermeria. Domani all'appello, oltre al capitano, mancheranno anche Gallina, Bertollo, Sartor, Cosma e Meneghetti, che a Campo San Piero ha rimediato una brutta distorsione. Senza contare l'assenza di Savio, squalificato per 2 turni dopo l'espulsione contro la Fontanivese. Abbiamo tanti fortunati, Savio è squalificato, però il gruppo è formato da 24 giocatori, giochiamo tutti alla pari e quindi chi sarà chiamato in causa farà sicuramente la sua figura.